Benvenuto a Modena, la città dei parcheggi a pagamento. No, facciamo una sosta tra virgolette veloce in quanto siamo per strada per ritornare a Traversetolo a prendere i pezzi della moto, quindi le carene, il monoposto, i cerchi, le gomme, eccetera eccetera. Bellissima la biblioteca di Modena, tanta roba. Sono di Nietzsche che mi stanno i coglioni, c'è un radio internet, porca miseria. Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è. E c'è un'altra strada e c'è un'altra luna, e un altro bar che chiude e un'altra voglia di fortuna. Allora, bambina, c'è poco da dire se non che mi troverai. È un'icona importante perché viene dagli anni 80. Per niente ma neanche scontento, fottuto dal dovere pensare di dover avere, ma ci sarà un souvenir che ci riporterà solo certi momenti, e sarà un bel souvenir, una fotografia, una canzone fra i denti, ma ci sarà un souvenir che ci commuoverà fino a farci contenti. Tieniti il tuo souvenir da mettere poi via ridicendoti avanti. Non hai idea, io ero appassionatissimo di Lupo Alberto, io lo disegnavo sempre a scuola. Infatti io ero quello del Lupo Alberto, diciamo, quindi per me essere qui è tanta roba. Se tutto va in fretta sarò una savetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è giusto riposare, ma ci sarà un souvenir che ci riporterà solo certi momenti, e sarà un bel souvenir. Abbiamo prenotato su un ristorantino che abbiamo visto su 4 ristoranti, quindi dovevamo provare così 6 cose che provi nella vita. Peccato che ci avrei passato veramente la giornata qua. Qui c'era anche la tipa che spiegava la storia del design delle figurine su cosa mi interessavano. Mi fai vedere cosa ti ho regalato, che è un numero storico questo, è quello dei 50 anni. Sala yoga gratuita, tanta roba a Modena. Infatti me lo sentivo, avevo questo sesto senso di Modena, ho detto boh, dai che proviamo a visitare Modena. Ascolta i sassi, cosa senti? Muto come un sasso? Gli hanno fatto un gioco di incanalature d'aria che crea una specie di musichetta, una specie. Eccoci qua, arrivati, ma forse non sa che qua Alessandro Borghese ha andato ben messo più su ste domande che a Brugin. Amici ristoratori, Mi sento non rompo i coglioni, sono che a Brugin che rompo i coglioni. Col dedo sul dente. Quindi questo è finalmente il vero aceto di Modena, senza etichetta, quindi vuol dire che è proprio artigianale, fatto in casa, come le paste che abbiamo scelto, non mi ricordo adesso. Radicchio, gorgonzola, noci e aceto di Modena, riduzione di parmigiano, parmigiano in scaglie e aceto di Modena. E bambino che è meno tipico. Io sono meno tipico, però mangio tanto, sta pizza che è grande quanto il piatto. Porco cane. composta da tanti palazzoni, come puoi vedere. Per noi fa sempre strano vedere la linea del tram, attacchi tipici italiani. No,
No scherzo, perché faccio sempre queste battute razziste? Portici. Chiama ora al 02 242. Guarda, ma sì, terrazze sataniche. Krampus. Ma che Krampus? Krampus alla gamba. Tra i cibi tipici ricordiamoci sempre lo gnocco e le tigelle. Io qua che mangiano pasticci. No, per no, digli che il Signore ti ha dato una ti ha dato la Mi ha carne, detto- perché ha detto che quella non è una chiesa È o la cos'è? sinagoga di La Modena. sinagoga. E che cazzo che mi sembra una chiesa, Dio caro. Adesso daremo, vedi se Le offia come meta un club dell'Inter in una zona dei milanisti, a tu capio? Fado calcoli. Più ti guardo e meno lo capisco da che posto vieni. Forse sono stati tanti posti, tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare. Chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il cielo non bastava la brigata, eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. L'abbiamo visto, infatti ci chiedevamo, quindi la Panini è emiliana. Abbiamo l'headquarter, il centro più grande di tutti di stamperia qua a Modena, non in città, però un po' fuori. Pensate. C'è un po' di tutto. Serve un braglì, famoso mercato. È un po', ricorda un po' quello di Barcellona al chiuso. Beh, oddio, forse questo no, non possiamo paragonare, sono cose diverse, forse strutturalmente questo è tenuto meglio, però certo che quello di Barcellona era infinitamente più vivo, colorato e illuminato, quello sì. E poi c'erano cose, ovviamente, tutte quelle frutte tropicali che attiravano l'attenzione, tutte quelle cose strane, hai capito? Poco. Hai sentito tipo come parlava tipo bella fragga? no, ma ha beccato anche me. Quando si allungava l'ombra sopra tutta la giornata, tu eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Più ti guardo e più mi meraviglio. No, da che andiamo dentro, è che è aperto, vai. Vado a ricaricare le madonne. Bello, scuro. Uccio, gli ho tirato là. Bello, tanta roba. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo Duomo? Un cazzo di niente. Ah, sì, sono le scritte con riportato offerte per il restauro, no, della chiesa. Lei si ha detto, me lo metto anch'io nella macchina, offerte per il restauro dell'Apollo della Lescia. Porco cane, viviamo in un mondo di accattoni, io sta roba proprio non le sopporto. Anche perché in Italia gli accattoni è sempre qui che hanno manco bisogno di schede che altri. Ah, che strano, eh? Per carità, con tutto rispetto, come che a volte in tel Padovano ne aveva proprio tutta sta esperienza dei elefanti, e dice anche qua a Mantova ne ha tutta sta esperienza dei leoni. I leoni, infatti, ma non so neanche dirti in che chiesa siamo, perché stiamo un po' girovagando a casazzo, che è un po' lo spirito delle puntine. Lo spirito delle puntine non vuole essere una guida turistica come tutti, vuole essere una guida realistica, ossia ti vuole portare a percepire la realtà, ossia quando tu arrivi in un posto che non sai niente e ti trovi lì spiazzato, a dove parcheggio, dove mangio, ah guarda che bello, ah questo non l'avevo visto, ah questo non lo conoscevo, capito? Provi tutte queste emozioni della scoperta, ma senza finzioni, tu capito? E per farti questo mi va da non sapere un cazzo dei posti che vedo. Fratelli e fritele, è ora di opporci a questa ingiustizia. Che bei robe da skei, cioè interessanti perlomeno, cattura l'attenzione. L'artificiosità, la rielaborazione da parte della mente umana. È giornata di lauree, si può riempire i posti vacanti al McDonald's. No dai, scherzi a parte, ovviamente era il Duomo di Modena, tu che sei la cesetta di campagna, quello che ti aveva visto. Ragazzo, noi ti salutiamo da questa bellissima città e niente, adesso semplicemente andiamo a Traversettolo, quindi a te non mi interesserà, andrò a prendere i pezzi mancanti della moto. Martipici. E tu Pampino che letture consigli?
Allora, a chi piace l'avventura, Eh, Geronimo Stilton mi piace il centro della fammi terra. vedere come si chiama questo tuo testo che hai Questa scelto. è la copertina Ah. grossa, protettiva. Questa è la vera e propria copertina. Capito, viaggio al centro della Terra. E poi muoiono bruciati perché al centro della Terra fa caldissimo. Ma è una leggenda, infatti. Ah, ok. Sì, è a sbassare antenne e il filo bus qua. E per me se robe strane, ragazzi, se robe nuove. Sono interessato a queste robe. Io eviterei di toccare il filo. Non potevamo non passare a vedere la statua di Pavarotti e proseguire pensando alle mie carine. Cioè, se è verità, ragazzi, c'è mica in testa robe da moto, perché ho da mentirte? Perché vuoi sempre la falsità? Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevol ora si ne bria voluzza liviana i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha da cuore onnipotente va viviamo amore amore fra i calici più caldi ma chi avrà